Comune di Agrigento ha deciso di non aderire alla rottamazione delle cartelle esattoriali dei tributi locali. A permettere la rottamazione è una legge nazionale che il Consiglio Comunale ha respinto. ANCI, il nuovo presidente Amenta, Gaziano rieletta alla guida dell'Ordine degli Avvocati di Agrigento. Poliziotto condannato a 21 anni ha ucciso il figlio un anno fa in Piazza Progresso a Raffadali. Si avvicinano le celebrazioni del santo patrono della città di Agrigento, pronto il calendario delle manifestazioni. Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione. Contrariamente a quanto fatto da altri centri in provincia, ma in linea con la scelta di tante grandi città, il Comune di Agrigento ha deciso di non aderire alla rottamazione delle cartelle esattoriali dei tributi locali. A permettere una rottamazione parziale di Tari, IMU, TASI, eccetera, è una legge nazionale, una possibilità che il Consiglio Comunale con 17 voti contrari ha respinto perché incentiverebbe gli evasori. Il nostro direttore Arturo Cantella. Il Comune di Agrigento non aderisce alla rottamazione parziale delle cartelle esattoriali previste dall'articolo 1 della legge 29 dicembre 197 finanziaria 2023. Nella giornata del 30 gennaio, su proposta dell'amministrazione comunale, 17 consiglieri comunali di Agrigento hanno detto no alla rottamazione parziale. I presenti erano 20 consiglieri comunali su 24 e soltanto 2 consiglieri hanno votato contrario alla proposta, mentre uno si è astenuto. La proposta dell'amministrazione è stata una scelta di responsabilità. Infatti abbiamo evitato di ridurre servizi ai cittadini per 540.000 euro in 5 anni. A tanto ammonta infatti l'importo delle sanzioni e degli interessi dei cittadini morosi nei confronti del Comune di Agrigento. Accettare la rottamazione avrebbe disincentivato i comportamenti virtuosi dei cittadini e questo noi non lo possiamo e dobbiamo permettere. Crediamo che bisogna sempre rispettare il principio di equità nei confronti dei contribuenti che adempiono ai propri obblighi e il sostenimento delle casse comunali. Mi conforta il fatto che a mia conoscenza oggi anche i comuni di Roma, Milano, Palermo, Bologna, Firenze, Verona e Bari hanno detto no allo stralcio. Tengo a precisare, dichiara il vice sindaco Aurelio Trupia, che i contribuenti che intendono mettersi in regola non hanno subito nessun nocumento da questa decisione, che invece, come già detto, avrebbe comportato minori servizi per l'intera collettività. Chi vuole mettersi in regola potrà usufruire della rottamazione quater, che prevede l'abbattimento delle sanzioni e interessi, permettendo il pagamento della sola sorte capitale in 18 rate trimestrali. Abbiamo attivato un servizio specifico, continua il vice sindaco Trupia, per chiarimenti sull'argomento. Chi ha necessità di informazioni può recarsi previo appuntamento telefonico al numero 09 22 60 38 23 negli uffici di via Pancamo a Fontanelle. I destinatari di cartelle esattoriali relative alla Tari ex TIA prima del 2012 compreso potranno e dovranno rivolgersi previo appuntamento telefonando al 44 30 11 agli uffici della SRR ex Atogesa, sita nella zona industriale di Agrigento. Investiamo sull'inclusione e sull'aggregazione sociale tra i più piccoli, realizzando un parco giochi inclusivo in una zona molto frequentata da tutti i bambini della città ed anche dai turisti, la zona balneare. A dirlo è il consigliere comunale Roberta Zicari. Ringrazio tutto il Consiglio Comunale per essersi così determinato ieri sera ed aver approvato un atto di indirizzo che impegna l'amministrazione attiva a realizzare con dei fondi messi a disposizione dal Ministero un parco giochi inclusivo nella zona balneare, conclude Zicari. Rapina dello scorso 11 gennaio in una sala scommesse di Palma di Montechiaro, arrestato 28enne, obbligo di dimora per il complice. C'è il servizio. Nella scorsa giornata la Polizia di Stato ha eseguito un'ordinanza di misura cautelare disposta nei confronti di 2 rapinatori. Gli agenti del commissariato di PS Palma di Montechiaro, in esecuzione a un'ordinanza di misura cautelare degli arresti domiciliari con l'applicazione del braccialetto elettronico disposta dal Tribunale di Agrigento, l'ufficio del GIP, hanno tratto in arresto un individuo dalle iniziali MS
del 94, notificando a MM di 19 anni il provvedimento di obbligo di dimora nel territorio del comune di Palma di Montechiaro. Invero i due soggetti in concorso tra loro lo scorso 11 gennaio avevano perpetrato una rapina aggravata dall'uso delle armi in un'agenzia di scommesse sportive sita a Palma di Montechiaro. In particolare MM, fingendosi un avventore, era entrato all'interno dell'agenzia e si era soffermato davanti all'ingresso consentendo l'accesso al complice MS. Quest'ultimo, travisato impugnando un coltello di grandi dimensioni, minacciava il dipendente, si impossessava del denaro contenuto nella cassa del centro scommesse di Palma. La scena veniva ripresa dalle telecamere di sorveglianza presenti all'interno dell'esercizio. L'attività di indagine intrapresa nell'immediato dagli agenti della Polizia di Stato di Palma consentiva di giungere repentinamente all'identificazione dei due soggetti che venivano fermati dopo poche ore. In particolare MM veniva raggiunto presso la propria abitazione, mentre MS veniva sorpreso in centro città e trovato in possesso di parte del denaro provento della rapina e di sostanza stupefacente sottoposti a sequestro. Maxi multa da 5.364 euro per una 32enne beccata alla guida senza patente a Messina. La donna all'alta della polizia ha premuto l'acceleratore ignorando i semafori rossi e contromano. Vediamo. Ha ignorato l'alt della polizia tentando la fuga alla guida di un'auto senza patente. È accaduto in centro città, a Messina, ad un posto di controllo lungo via La Farina, predisposto dai poliziotti delle volanti impegnati quotidianamente nel controllo del territorio. La donna, una messinese di 32 anni, è stata raggiunta e bloccata dopo un lungo inseguimento durante il quale, sfrecciando a velocità, ha messo a repentaglio l'incolumità sua, degli altri utenti della strada e degli stessi agenti. Nel farlo ha violato ripetutamente anche le minime regole della circolazione stradale, ignorando semafori rossi e imboccando strade in controsenso. Ai poliziotti che l'hanno fermata e sottoposta a controllo ha infine dichiarato false generalità riconducibili ad una donna realmente esistente e titolare di patente di guida, sostenendo di non avere al seguito documenti personali. Insospettiti dal suo atteggiamento, gli agenti hanno tuttavia provveduto con personale di sesso femminile ad effettuare un'attenta perquisizione che ha portato al rinvenimento di un documento di identità ben occultato all'interno della borsa che ha svelato un'identità diversa da quella dichiarata. I poliziotti hanno pertanto proceduto all'arresto della donna per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e false dichiarazioni sulla propria identità. Su disposizione dell'autorità giudiziaria è stata poi sottoposta agli arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo. Alla donna sono state altresì contestate diverse sanzioni ai sensi del codice della strada, tra cui guida senza patente, attraversamento con semaforo rosso e guida in controsenso, per un ammontare complessivo di oltre 5.000 euro. Si precisa che il procedimento è ancora in fase di indagini preliminari e che in ossequio al principio di non colpevolezza fino a sentenza di condanna passata in giudicato vige il principio di non colpevolezza. Paolo Amenta, sindaco di Canicattini Bagni, è il nuovo presidente dell'ANCI Sicilia. È stato eletto all'unanimità, subentra a Leoluca Orlando gli impegni e le prospettive nel servizio. E Paolo Amenta è il nuovo presidente dell'Associazione dei Comuni Siciliani, eletto per acclamazione durante la 12ª Assemblea dell'Unione dei Comuni Siciliani al San Paolo Palace a Palermo. Amenta è sindaco di Canicattini Bagni nel Siracusano e vicepresidente uscente dell'ANCI. È stato il candidato unitario dell'Assemblea e succede a Luca Orlando, in carica dal 2014. I temi sul tavolo, ha dichiarato Amenta, sono quelli della situazione degli enti locali è complicata, ma grazie all'unità dimostrata dall'ANCI e tramite la condivisione vogliamo affrontare i grandi temi ai quali siamo chiamati, la grande crisi finanziaria prodotta dall'applicazione del 118 per passare all'autonomia differenziata e poi gli annosi temi che riguardano l'amministrazione, i rifiuti, il sistema idrico integrato e adesso anche il caro prezzi legato al costo dell'energia.
sì, unico candidato, ma diciamo che sono la sintesi di un ragionamento che è partito da qualche mese. Viene premiata, diciamo, la costanza, il conoscere i problemi dei comuni siciliani. La situazione chiaramente è molto complicata, complesse saranno le soluzioni, però questo mi riempie di onore perché siamo riusciti a trovare la quadra, cioè a far nascere finalmente un'ANCI unica, un'ANCI unita, autonoma, che punterà moltissimo sui problemi dei comuni, quindi per cui il mio ruolo sì, mi fa onore, sono onorato di rappresentare i colleghi, ma mi dà tantissima responsabilità perché il momento è importante. Ai nostri occhi si sta aprendo una stagione importantissima, capirete bene cosa significa nuova programmazione 21-27, capite bene cosa significa il PNRR, il momento in cui si parla di autonomia differenziata, federalismo fiscale, sono tutti temi di grande importanza che prima o poi si scateneranno e quindi caleranno sui territori e quindi andranno a toccare i cittadini normali, quindi per cui impegno totale, massimo davanti a questo scenario e proveremo a trovare le soluzioni rispetto a questi temi. Con Leo Luca Orlando, che io ho collaborato da vicepresidente, abbiamo fatto fare un salto in avanti all'associazione, cioè è diventato veramente il sindacato dei comuni, abbiamo costruito l'unitarietà dell'ANCI, non esistono problemi dei comuni che siano di destra o di sinistra, sono i problemi dei comuni che poi diventano politiche sociali, che poi diventano servizi da offrire, servizi essenziali da offrire ai cittadini, quindi Leo Luca Orlando ha fatto da guida in questi anni con la sua competenza, partendo da una città metropolitana che quindi è una grossa città, adesso cambiamo passo, un sindaco di una città media che deve affrontare anche le tematiche delle aree interne, ma soprattutto le aree urbane, quindi ci troveremo di fronte tantissimi problemi che proveremo ad affrontare e a dare soluzioni. L'avvocato Vincenza Gaziano, confermata presidente dell'Ordine degli Avvocati di Agrigento. Arturo Cantella. Vincenza Gaziano è stata riconfermata presidente dell'Ordine degli Avvocati di Agrigento. La sua elezione è avvenuta durante la prima seduta dell'organismo, che è stato rinnovato nei giorni scorsi. Il Consiglio ha eletto inoltre Angelo Avanzato vicepresidente, Riccardo Quelli segretario e Gianluca Sprio tesoriere. La neopresidente Gaziano è stata la prima degli eletti con 765 voti. Avvocato Gaziano, lei è stata riconfermata all'elezione che è il presidente dell'ordine. Con quale impegno e con quali prospettive? Intanto desidero ringraziare sentitamente i colleghi consiglieri che hanno voluto rinnovarmi la fiducia eleggendomi nuovamente a Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Agrigento. Per me è un grandissimo onore, oltre che una responsabilità di cui nuovamente mi faccio carico con grande passione, grande determinazione e con la tenacia che ci ha contraddistinti nel biennio precedente. Quello che auspichiamo per il quadriennio a venire è di poter continuare nel solco del lavoro già intrapreso nel biennio precedente a tutela dell'avvocatura agrigentina e con l'auspicio di poterla rappresentare con orgoglio in tutte le sedi istituzionali, regionali e nazionali, sperando di poter dare una nuova opportunità di crescita tanto in termini di formazione quanto complessivamente a tutela della professione in un momento di grande cambiamento che ci vedrà comunque impegnati nel volerlo interpretare al meglio e per poter garantire il decoro, la dignità, la libertà e l'indipendenza della nostra professione. Come valuta questo momento? Mi riferisco alla politica italiana, tutte queste polemiche sull'ergastolo 41 bis che sta infiammando un po' l'attenzione del mondo della stampa nazionale. Ma diciamo entrare nel merito del dibattito politico che molto spesso è animato da ragioni di parte, non credo sia interesse dell'avvocatura. Quello che è interesse dell'avvocatura è approcciare un tema così delicato come quello del 41 bis e dell'ergastolo ostativo, soprattutto dal punto di vista tecnico o giuridico. È un dibattito che non può essere liquidato e affrontato diciamo prima fase e guardando agli aspetti che l'opinione pubblica magari guarda in un primo momento.
è un tema che merita grande approfondimento perché si compendiano e devono essere compendiati diversi interessi e diritti che sono di rango costituzionale. Da una parte certamente la finalità della pena, che non è solamente retributiva, ma che soprattutto ha la finalità del reinserimento sociale, oltre che dell'effettività di questa pena stessa. È non trascurabile l'aspetto della speranza da ridare all'uomo che ha comunque espiato la sua condanna. È un argomento che vede ragioni da una parte e dall'altra e che non può essere legato ad una bandiera politica, ma che deve essere attenzionato con un approfondimento più che altro tecnico-giuridico. Il Genio Civile di Agrigento ha concluso i lavori di manutenzione sulle strade provinciali 35A, 35B e 88. I dettagli nel servizio. Completati dal Genio Civile di Agrigento i lavori di manutenzione delle strade provinciali 35A, Portella di Sciacca Luccasicola, 35B Luccasicola Bivio, strada statale 380 e 88, un collegamento tra la strada provinciale 36 e la strada provinciale 47 per un importo complessivo di poco più di 1,5 milioni di euro. Prosegue dunque velocemente il programma dei lavori di manutenzione della viabilità interna della provincia di Agrigento, portato avanti dall'assessorato regionale alle infrastrutture, oggi guidato dall'onorevole Aricò, in attuazione a un accordo istituzionale con il Libero Consorzio Comunale di Agrigento. Grazie ai lavori eseguiti sono state superate una serie di criticità che riguardavano la deformazione della sede viaria in diversi punti, causata da movimenti franosi, deterioramento del conglomerato bituminoso, l'assenza di segnaletica orizzontale, l'obsolescenza della segnaletica verticale, l'inadeguatezza delle opere di canalizzazione delle acque, che spesso determinavano condizioni favorevoli per l'innesco di frane del corpo stradale verso la valle. In particolare, con gli interventi appena conclusi, sono state eliminate le frane ed è stato regolarizzato il deflusso delle acque ed è stata ripavimentata la sede stradale su cui adesso è ben evidente la nuova segnaletica orizzontale. Siamo lieti di continuare ad offrire il nostro contributo e quanto afferma il capo del Genio Civile Rino Lamendola per ridurre quel gap infrastrutturale che negli ultimi lustri ha progressivamente isolato la provincia di Agrigento, tarpando le ali al suo sviluppo socio-economico. Nel corso degli ultimi 15 mesi, seguendo le direttive del nostro assessorato regionale e del Dipartimento Tecnico, diretto dall'architetto Salvatore Lizio, abbiamo eseguito i lavori, continua Rino Lamendola, di manutenzione in ben 11 strade ricadenti sul territorio provinciale. Presto, aggiunge Lamendola, il programma dei lavori di manutenzione della rete stradale provinciale sarà incrementato con una serie di nuovi interventi da finanziare con le risorse che saranno stanziate dal governo Schifani su proposta dell'assessore al ramo, onorevole Aricò. L'associazione ambientalista Mare Amico di Agrigento segnala criticità infrastrutturali nei pressi della bretella tra le statali 115 e 118 tra Agrigento e Raffadali. Il coordinatore Claudio Lombardo, che ha diffuso anche un video a testimonianza, afferma: la provincia di Agrigento è l'unica in Italia a non avere un'autostrada, ma anche il restante sistema viario ha delle precarietà per colpa della mancata manutenzione ordinaria e straordinaria. Basta andare in giro per le nostre strade per scoprire terminali in acciaio ossidati che provocano lo scoppio del calcestruzzo in copertura, di vere e proprie interruzioni dell'impalcato, come accade nella zona della bretella tra le statali 118 e 115 tra Agrigento e Raffadali. Uccise il figlio in piazza a Raffadali un anno fa, poliziotto condannato a 21 anni. Arturo Cantella. 21 anni di reclusione per l'accusa di aver ucciso con 14 colpi della pistola di ordinanza il violento figlio con problemi psichici che da anni lo picchiava e gli estorceva i soldi. La Corte di Assise di Agrigento, presieduta da Wilma Angela Mazzara, ha condannato Gaetano Rampello, di 59 anni, poliziotto in servizio
al reparto mobile della questura di Catania, che ha confessato l'omicidio del figlio 24enne, Vincenzo. I giudici hanno escluso le aggravanti della premeditazione e riconosciuto le attenuanti generiche della provocazione, che hanno consentito di contenere molto la pena. L'omicidio è avvenuto il 1° febbraio in piazza Progresso a Raffadali, dove i due si erano dati appuntamento in quanto il figlio avrebbe preteso 30 euro. In quel momento il 24enne, secondo il racconto dell'imputato, avrebbe strattonato il padre e lo costrinse a consegnargli gli altri soldi che aveva. Rampello, secondo quanto lui stesso ha ammesso, dopo essere stato aggredito, ha estratto l'arma e gli ha sparato alle spalle, consegnandosi poi ai carabinieri a una fermata del pullman. Dietro l'omicidio c'erano diversi anni di violenze e sopraffazioni da parte del giovane verso il padre, alimentati dai problemi psichici che il ragazzo aveva, che viveva insieme a uno zio in un clima conflittuale tra gli stessi genitori che si erano separati con ripetuti contrasti. Il pubblico ministero Manno, all'udienza precedente, aveva chiesto la condanna a 24 anni. Non è stato un omicidio d'impeto, aveva detto. Mi ha premeditato il gesto andando probabilmente a prendere la pistola in caserma prima dell'appuntamento. Tuttavia ho subito anni di violenze e sopraffazioni ed è stato l'unico che ha provato ad aiutarlo, contrariamente alla madre del ragazzo che è venuta qui a testimoniare, sminuendo e negando i problemi psichiatrici. La difesa ha pure ricordato che in alcune telefonate registrate volutamente dall'imputato, secondo il PM, precostituirsi a un finto alibi, Rampello ha parlato col fratello di una questione legata all'affitto di un ragazzino, dimostrando di avere preso alcuni appuntamenti per i giorni successivi e mostra di impegnarsi per trovare una soluzione per curare il figlio. Tutto va nella direzione opposta, ha concluso il legale, di un omicidio premeditato. L'avvocato Pesante si era anche soffermata sulle ripetute violenze ed estorsioni subite dal poliziotto da parte del figlio, che in alcune circostanze erano state denunciate. L'imputato dovrà risarcire l'ex moglie, il cognato, l'ex suocera, che si sono costituiti parti civile con l'assistenza degli avvocati Aggiato e Maragliano. La madre e lo zio del ragazzo sono finiti sotto inchiesta per falsa testimonianza. La Corte, ritenendo che abbiano mentito o siano stati reticenti, ha trasmesso gli atti alla procura. Parliamo adesso di sanità. L'oncologia dell'ospedale Giovanni Paolo II di Sciacca ha un nuovo servizio, un percorso nutrizionale del paziente oncologico. Il reparto di cardiologia di Canicattì ha impiantato un defibrillatore cardiaco ed intanto sono stati fissati nuovi concorsi. Vediamo. L'oncologia del presidio ospedaliero Giovanni Paolo II di Sciacca si arricchirà a partire dal prossimo lunedì 6 febbraio di un nuovo importante servizio destinato ai pazienti ammalati di tumore. È uno specifico ambulatorio dedicato alla nutrizione clinica previsto dal documento di indirizzo regionale denominato Percorso nutrizionale del paziente oncologico. Le prestazioni saranno erogate previa prenotazione tramite CUP, con impegnativa del medico curante che dovrà recare la dicitura visita oncologica, specificando nelle note o nella diagnosi per nutrizione clinica. Intanto il commissario dell'ASP Zappia ha provveduto a effettuare delle nuove nomine presso l'ospedale di Canicattì nel reparto cardiologia, inserendo anche un defibrillatore nuovo, la formazione di commissioni esaminatrici dei vari concorsi messi a bando, l'aumento delle ore nei vari poliambulatori di Bivona, Canicattì, Licata, Palma di Montechiaro a Cammarata, mentre a Licata il dottor Angelo Collura è stato nominato capo del distretto sanitario. Intanto la cardiologia di Canicattì che sta lavorando sotto organico, abbiamo delle difficoltà che tutti noi sappiamo. Oggi dovrebbe essere messo in servizio un nuovo cardiologo, perché adesso vi dico delle cose importanti per chi ci ascolta riguardo alla sanità. Stavo dicendo, la cardiologia di Canicattì, pur sotto organico, fa delle cose brillanti, perché noi abbiamo una cardiologia nella provincia di Agrigento che, a partire da quella del centro di riferimento provinciale che è Agrigento con il dottor Caramanno, per arrivare a Canicattì, a Licata e a Sciacca, abbiamo delle ottime cardiologie. A Canicattì in particolare è stato impiantato per la prima volta un defibrillatore cardiaco a un paziente giovanissimo. Sono dimostrazioni di tecniche, di praticità e di manualità per l'impianto di un defibrillatore, soprattutto a soggetti giovani, che ti fanno capire che i nostri medici
hanno voglia di spendersi, di scommettersi e di migliorarsi per dare un servizio migliore a tutti noi. Delle cose importanti che sono successe sono le prime commissioni esaminatrici per le diverse specialità, la nomina di queste commissioni, perché la Regione, l'assessore Volo e l'assessorato hanno completato per la parte loro la composizione delle nuove commissioni. Quindi noi abbiamo già in cantiere e possiamo adesso fissare le date per fissare i concorsi di dermatologia, di malattie dell'apparato respiratorio, di medicina fisica e riabilitativa, di medicina interna, di ematologia, di geriatria, di medicina, chirurgia, accettazione e urgenza, di pediatria, di psichiatria, di chirurgia plastica, di ortopedia, di otorino, di anatomia patologica, di neuroradiologia, di igiene, di reumatologia e di direzione medica di presidio. Vi ho voluto leggere tutte queste specialità per farvi capire che la nostra ASP, alla quale veniva addebitata la mancanza di concorsi, non è stata con le mani in mano, ma ha già predisposto tutti gli atti perché questi concorsi potessero celebrare. Ovviamente per fare questo devi comporre le commissioni, alcune composizioni le facciamo noi con dei sorteggi, uno è fuori Sicilia, uno è regionale e uno è di nomina dell'assessorato. Capite bene che mettere assieme tutte queste cose e trovare delle persone che poi accettano non è praticamente automatico, però avere pronte tutte queste commissioni, tutte queste commissioni per esami, ovviamente vi fa capire che dietro c'è stato un gran lavoro che adesso potrà vedere i primi frutti. Adesso noi passeremo a fissare le date dopo le telefonate che verranno fatte ai commissari. Ultima notizia per problemi di tempo, perché altre cose da dire ne avremmo: vengono potenziate le ore di specialistica ambulatoriale nei distretti. Abbiamo potenziato il poliambulatorio di Bivona, cioè sono state messe a bando delle ore di specialistica e sono stati potenziati il poliambulatorio di Bivona, il poliambulatorio di Canicattì, quello di Casteltermini, di Licata, Palma di Montechiaro e Cammarata. Ovviamente a queste seguiranno la messa a bando delle altre ore per le zone carenti. Ultima notizia perché è importante che alla testa di determinate strutture organizzative ci sia appunto la testa, ci siano delle persone valide. Abbiamo nominato settimana scorsa il dottore Collura, direttore del distretto di Licata, e proprio ieri abbiamo passato all'ufficio personale gli atti per la nomina del direttore di presidio, sempre di Licata, così almeno Licata dovrebbe avere le due teste. Ora la direzione generale si occuperà un po' di più di questi distretti di Licata e Canicattì, perché abbiamo in cantiere alcune iniziative che servono per questa parte della nostra provincia. Stasera riparte la trasmissione Target in onda su TV alle 21 o in streaming sul sito www.televidiagrigento.tv. Il salotto del collega Giuseppe Moscato dedica questa prima puntata del 2023 alla festa del mandorlo in fiore ed al Sor Optimist Club. Replica poi domani, giovedì alle 16, venerdì alle 23, sabato alle 12:30 e domenica alle 10:50. Dove non batte il sole, il caporedattore del TG5 Carmelo Sardo presenta il suo ultimo romanzo a Palermo. Vediamo. Finalmente è arrivato il momento di presentare il mio nuovo libro, il mio nuovo romanzo Dove non batte il sole, Biblioteca Edizioni, anche nella mia adorata terra, nella mia Sicilia, con 3 tappe a cui tengo molto. Si comincia giovedì 2 febbraio a Palermo, alla libreria Mondadori Flaccovio di via Roma, con 2 autorevoli magistrati, Massimo Russo e Roberto Piscitello, moderati da Maristella Panepinto, e ci sarà anche una sorpresa con un intervento di un grande artista. Poi il giorno dopo, venerdì, sarò nella mia Agrigento alle 17:30 pure, al Circolo Empedocleo, con una presentazione a cui tengo molto, non solo perché è la mia città, ma perché rivedrò moltissimi amici. Tra l'altro uno di questi, un mio storico amico, mi farà un dono di intervenire, perché lui è sempre stato un po' ispiratore delle storie che mi stanno molto al cuore, le storie degli ultimi, dei derelitti, di chi sbaglia e finisce in galera. Ci sarà il giudice Stefano Zammuto a dialogare con me, modererà Salvo Di Caro. L'evento è organizzato dalla libreria Il Mercante
di libri. E poi chiuderò il sabato successivo, sabato 4 febbraio alle ore 17:30 al Castello Chiaramontano di Favara. Dialogherò con il caro grande Antonio Liotta al Castello Chiaramontano, un posto incantevole dove sono già stato in precedenza. Ma vi voglio dire due cose a cui tengo molto su questo romanzo, che mi sta dando grandi soddisfazioni, perché chiunque lo legge ne resta affascinato, entusiasta, anche se ha uno sviluppo di una trama anche per certi aspetti un po' doloroso. Le storie contenute in questo romanzo le ho costruite, che sono vere, le ho costruite attorno però a un personaggio fittizio, un personaggio inventato, si chiama Stefano, è un giovane studente universitario di 27 anni. La storia comincia subito con un drammatico duplice omicidio, gli uccidono i genitori e poi succedono molte cose che sembrano avere un'attinenza speciale con questo momento storico particolarissimo. Perché? Perché affronto i temi a me molto cari del carcere duro, dell'ergastolo stativo, delle incongruenze e degli errori della giustizia, motivo per cui ho voluto che ci fossero magistrati a parlarne con me in queste presentazioni. Vi assicuro, Dove non batte il sole è un libro che va letto, perché è anche un libro che ha un impegno importante civile, un romanzo civile per alcuni aspetti, e come spesso mi capita di fare, mi sono preso e concesso il grande privilegio di mettervi dentro una storia d'amore, e in parte anche questa è vera. Vi aspetto con Dove non batte il sole in queste 3 tappe siciliane. Adesso c'è la pubblicità, tra poco vi aspetto. I radioamatori collegano le prefetture d'Italia. Vediamo. India Uniform Papa, operatore Daniele, segnale 5-9, perfetto. L'esercitazione è la numero 463 e si è svolta lo scorso 26 gennaio. In gergo tecnico si parla di prove di radiocomunicazioni in emergenze. Nelle prefetture italiane a gestire questi eventi sono i componenti dell'Associazione Radioamatori. Sono loro che effettuano prove di collegamento e funzionamento delle attrezzature di ricetrasmissione, scambiandosi informazioni sull'intelligibilità delle comunicazioni, la potenza del segnale e altre informazioni tecniche. Il tutto avviene da località molto distanti tra loro e persino in alto mare, grazie alla partecipazione di unità della Marina Militare. Ma non si tratta solo di radiocomunicazione a lunga distanza. In ogni provincia c'è poi una sottorete di comunicazioni alternative di emergenza che interessa anche il più piccolo dei comuni. La verifica di funzionamento di queste attrezzature di collegamento interprovinciale è stata richiesta dalla Prefettura di Ragusa in concomitanza con la prova nazionale. C'è da dire che dallo scorso anno questa rete di comunicazione alternativa è stata attenzionata dal dirigente generale del DRPC Sicilia, Salvo Cocina, e diversi sono stati gli incontri con i radioamatori siciliani per verificarne e migliorarne la funzionalità. Nel caso di Ragusa è stata coinvolta la sede provinciale del DRPC Sicilia, che ospita attrezzature idonee che hanno permesso al dirigente provinciale Luigi Lauretta di monitorare in tempo reale lo svolgimento delle prove dai vari comuni di competenza, mentre in ogni comune era presente un funzionario in qualità di osservatore. Questa prova che ci ha coinvolti sia il Dipartimento con i funzionari che sono in tutti i commi, 18 commi della provincia, e abbiamo provato il sistema. Grazie a lei e alla prossima. Buona serata. Riapre il giardino della Colimbetra, un raro gioiello archeologico e agricolo nel cuore della Valle dei Templi di Agrigento. Oggi la visita degli studenti Erasmus e la raccolta delle arance. Vediamo. La Colimbetra riparte oggi, siamo rimasti chiusi al pubblico per 3 settimane per i lavori di manutenzione straordinaria e ripartiamo in bellezza, proprio perché oggi verrà a trovarci la prima scuola di studenti Erasmus. I progetti per le scuole sono molteplici, abbiamo laboratori di tutti i tipi, ma soprattutto improntati ai temi della sostenibilità ambientale e della biodiversità. Abbiamo le visite guidate, quindi di approfondimento. Ripartirà praticamente già questo weekend la raccolta delle arance, che è una visita esperienziale che offriamo ai nostri visitatori, in cui approfondiamo tutta la biodiversità agrumicola che caratterizza il giardino della Colimbetra,
e alla fine del percorso i nostri visitatori potranno portare un omaggio di frutta a casa. In calendario abbiamo tantissimi eventi per tutto l'anno e per tutte le stagioni. Partiamo sicuramente con le prime domeniche del mese al Giardino della Colimbetra. Per diversi mesi racconteremo qui le eccellenze enogastronomiche del territorio, anche con Diodoros e quindi con il Parco della Valle dei Templi. Ci saranno i nostri picnic appunto istituzionali, quindi il 25 aprile, il 1° maggio e anche il 2 giugno e Pasquetta chiaramente. Poi ci saranno le sere FAI, quelle non possono mancare, quindi i nostri appuntamenti estivi. Siamo davanti uno dei 18 ipogei di cui parlava Diodoro Siculo. Ricordo infatti che la Colimbetra è attraversata da questi canali sotterranei. Uno di questi, l'ipogeo Colimbetra Porta Quinta, è visitabile per diversi mesi all'anno grazie alle visite condotte dagli esperti di Agrigento Sotterranea. Quindi la parte archeologica del giardino è una parte sostanziale. Ne parleremo molto anche nel 2023 grazie ad un progetto congiunto con le archeologhe del Si avvicinano le celebrazioni di San Gerlando, santo patrono della città di Agrigento. La diocesi ha reso noto il programma delle manifestazioni. I dettagli con il nostro direttore Arturo Cantella. L'Arcidiocesi di Agrigento ha reso noto il programma per le celebrazioni in onore di San Gerlando, patrono della città di Agrigento. In calendario sono previste 2 manifestazioni esterne, riprendendo la peregrinazio del mezzobusto reliquiario di San Gerlando. Si inizia domenica 19 presso la cattedrale, alle 11:30 le celebrazioni eucaristiche, alle 19 la traslazione delle reliquie, alle 20 la celebrazione eucaristica. Presenzierà all'evento il capitolo metropolitano. Lunedì 20 la peregrinazio delle reliquie avviene a Calamonaci, mentre nella chiesa Santa Maria dei Greci alle 8:30 la celebrazione eucaristica. Martedì 21 febbraio la peregrinazio delle reliquie a Comitini, presso la chiesa Santa Maria dei Greci, alle 8:30 celebrazione eucaristica. Mercoledì 22 le ceneri in cattedrale, alle ore 19 celebrazione eucaristica presieduta da Sua Eccellenza Monsignor Alessandro Damiano, arcivescovo di Agrigento. Il giovedì 23 febbraio presso la chiesa Santa Maria dei Greci alle 8:30 celebrazione eucaristica, alle 9 e alle 12 adorazione eucaristica, al Museo Diocesano dalle 17 Se Dio non vale un quadro, la presentazione del libro e conversazione con Liborio Palmieri, Eva Di Stefano, Rita Ferlisi. Nella giornata di venerdì 24 febbraio in cattedrale alle 18 la celebrazione eucaristica, alle 19 la preghiera penitenziale. Sabato 25 sempre presso la cattedrale alle 10:30 il pontificale nella solennità, presieduto da Sua Eccellenza Monsignor Francesco Lomanto, arcivescovo di Siracusa. Quindi l'offerta dell'olio da parte della comunità ecclesiale di Calamonaci. Si concluderà alle ore 20 con la celebrazione eucaristica. Con questo è tutto, termina qui l'edizione del telegiornale. Grazie per la gentile attenzione e per essere stati con noi. A presto.